Ci troviamo questa mattina in Piazza Bra per assistere alla manifestazione annunciata da Legambiente Veneto e Legambiente Verona per commentare i dati dell'annuale report Malaria, in cui le associazioni presentano i dati relativi all'andamento del 2018 riguardanti l'inquinamento con polveri sottili dell'aria. Sono stati 114 giorni di sforamento del PM10 a Verona solo nel 2018 ed è per questo che Legambiente Verona e Legambiente Veneto hanno deciso di unirsi e scendere in piazza per manifestare. A parlarcene è Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. La situazione del Veneto, della pianura padana, ma del Veneto in particolare è davvero grave. Siamo in crisi con gli inquinanti non solo PM10 invernali ma anche con l'ozono d'estate. Ormai circa un giorno su 3 nelle città capoluogo del Veneto l'aria non è respirabile o comunque è malsana e in nessun capoluogo del Veneto la qualità dell'aria sta dentro i parametri suggeriti dall'OMS, la media annuale. Presente alla manifestazione è anche Chiara Martinelli, presidente di Legambiente Verona, che nel corso del sit-in ha spiegato che tra i fattori di sforamento del PM10, oltre al traffico veicolare, c'è anche il riscaldamento delle abitazioni. Serve un piano nazionale, inutile continuare a guardare i piani regionali, un piano nazionale che preveda su più anni una dismissione delle vecchie caldaie, delle vecchie stufe pellet che comunque inquinano. Chiaramente sono tutte piccole azioni, non possiamo dire è colpa del camino, è colpa della stufa pellet di vecchia generazione, però appunto un piano nazionale dovrebbe pensare su più anni di arrivare a dismissione di tutto quello che incide. Sul traffico veicolare si può agire un po' più sul breve tempo probabilmente e comunque appunto abbiamo delle percentuali di inquinamento tra traffico veicolare e tra riscaldamento che più o meno si equivalgono. Al termine della manifestazione l'associazione ha incontrato in comune gli assessori di tutti i capoluoghi del Veneto, riunitisi per un incontro sui provvedimenti anti-smog. A parlarcene è Ilaria Segala, assessore della tutela all'ambiente. Già avevamo fatto un primo incontro con tutti i comuni capoluoghi per cercare di metterci a posto sulle deroghe in modo tale da essere uniformi. Adesso però vogliamo fare di più, nel senso che siamo qui proprio per riuscire a analizzare quelle che sono state le richieste soprattutto delle categorie, per esempio i piccoli commercianti piuttosto che ANCE, piuttosto che Confcommercio, che hanno delle esigenze specifiche che è giusto anche ad ascoltare e quindi le raccogliamo oggi proprio per riuscire a dare una risposta unitaria.